Ok, io credo che ormai mi hanno identificato nel mondo come quello delle torce. Continuano a mandarmi torce, però stavolta, per la felicità della Shingano Bike, indovina, bravo, la torcia da bici. Olight RN 1500. 1500 perché? 1500 lumens, che è l'unità di misura della, posso dire luminanza? Ma sì, tanto se mi sente lo sponsor non sono italiani, quindi posso dire anche luminanza o luminosità. No, ma la luminosità è più un qualcosa di passivo, tipo un monitor, no? Quindi della luminescenza. Ah, che bello, luminescenza. Un veloce unboxing? Unboxing, cosa vuoi che ci sia? Una torcia da bici, che sarà la torcia da bici, il cavetto e 50 mie strafanti dei manuali. La cosa simpatica che avrai notato anche tu è che adesso va di moda, no? Fare le scatole fighe, no? È iniziato l'Apple, fare, vedi, tutte le scatole fighe magnetiche e adesso tutti con le scatole fighe und magnetiche. Oddio, no, ok. Alla faccia dei due cosi, no, devo dire addirittura una chiavetta a brugola. Poi, tutte queste fascette, questi attacchi, no, per attaccarla giustamente sul manubrio. Oh, che bello, il cavo USB Type-C e sta specie di strafante che sembrava un po' l'attacco della GoPro. Altri infiniti ancora attacchi, va benissimo. Ed eccola qua, ma come con le recensioni precedenti di torce capirai che non ha senso parlare di ste robe, semplicemente prendiamo la bici, cerchiamo un posto buio, pesto, in teoria l'ho già identificato e andiamo a provarla. Ok, che questa almeno è arrivata a carica. Allora tengo premuto a lungo per accenderla, poi uno, due, preferisco così piuttosto che cambiare la luminosità tenendo premuto a lungo. Qua tenendo premuto a lungo accendi o spegni e poi un clic secco normale per cambiare il livello di luminosità. Non ha lo strobo, peccato perché mi divertivo molto a cantare le mie canzoni techno hardcore in mezzo alle foreste. Simpatico il LED verde, ti dà quel senso di high tech. Qui dietro c'è il classico sportellino in gomma, no? Per renderla relativamente impermeabile. Finalmente, ok, che bello l'attacco USB Type-C, perché ormai tutti i strafanti che ho io, tutti USB Type-C, ma basta acciaccolare, mettiamola in carica e via. Come funzionano gli attacchi? Ah, una specie di sgancio rapido, così e poi, bello, e poi giri così. Ho capito, ho capito. Più stringi la vite, più stringi o allenti la cinghia. Ti ringrazio anche, hanno messo l'extra, non so cos'è, però una cosa del genere l'ho vista fare sull'internet e quindi devo farla anch'io. C'è anche la targhettina. Oh, bella, quella con l'attacco magnetico. Ok, aspetta perché ci sto capendo al momento. Allora, qui abbiamo una calamità, ok, vedi, attacchi. Io devo capire come si fa a accendere questo strafante qua. Press and hold the button for over 2 seconds to unlock. Questa pallina, no? Tu schiacci da sotto, tieni premuto, poi mega sflesciamento. No, no, per quanto devo andare a fare il prostituto, è rossa questa, fantastica, è rossa lampeggiante. Ma le cose che ho visto fare sull'internet sono queste. 8 e un quarto. Avevo trovato l'utilizzo, no, di questa torcia bulbocolare, no, a forma sferica. Esattamente. Non avevo mai luce per leggere il libro tranquillamente nel mio divanetto, o perlomeno avevo luce in quantità abbastanza esagerata, ed allora beh, io credo che ormai le Olight le hai conosciute, quindi l'unica cosa che a te deve interessare è allo sgancio rapido e tutti gli attacchi per essere attaccata alla bici.
e per il resto insomma il massimo ce lo si deve anche aspettare. Comunque una torcia da 100 bomboloni, il che significa che ha un grado di impermeabilità IP7 tradotto, significa che lo puoi tenere tipo mezz'ora sott'acqua e lei continua a funzionare tranquillamente. Una batteria da 5000 mAh. Ovviamente, essendo così potente, è anche provvista di tecnologia antiriflesso per una maggior sicurezza in strada. Insomma, che tu arrivi là e gli punti la luce negli occhi a qualcuno, vedi che dopo lo stordisci. Sembra plasticone, ma in realtà è in lega di alluminio. La gittata, l'hai vista perché è dichiarata 167 metri, ma a me non interessa sta roba, cioè io voglio fartele vedere. Durata massima dichiarata 12 ore e mezza, permettimi di non farti il test verità, perché 12 ore e mezza in bicicletta col buio pesto anche no. È comunque una torcia importante nel senso, la dimensione, quasi una spanna, ok? E come peso 172 grammi. No, l'ho letto. Aspetta, una piccola precisazione prima di chiudere. Sì, mi si è cosato l'occhio, dicono che è stato un colpo di freddo. 12 ore e mezza, sì, però in modalità, diciamo, risparmio energetico. In modalità più pompata, ovviamente ti dura la metà. Eccolo. Vai Figari!